Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con A Voi la Linea. È cominciata in queste ore la corsa alla spesa per il cenone di Capodanno. Si stima in Italia una media di 100 euro di spesa a persona. Vediamo che situazione si sta vivendo a Udine con Andrea Freschi, capogruppo provinciale di Confcommercio Udine per FIDA. Vediamo. Capodanno sottotono, sotto tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda gli approvvigionamenti per i generi alimentari, soprattutto per la notte di Capodanno. Ne parliamo con Andrea Freschi. Effettivamente situazione disastrosa rispetto agli anni passati. Decisamente sì, solitamente in concomitanza con le festività di fine anno, con il Natale e con il Capodanno in questo caso specifico, ci sono delle impennate dei consumi, impennata che quest'anno assolutamente non c'è stata, insomma, a meno che non ci siano proprio veramente degli approvvigionamenti, delle corse all'ultimo minuto, all'ultima ora. In questo momento la situazione è decisamente sottotono rispetto a quelle che erano le previsioni e rispetto a quello che si è verificato lo scorso anno. Ecco, mi diceva che anche questa mattina al mercato deserto. Sì, stamattina sembrava una giornata qualsiasi di un mese qualsiasi dell'anno, c'era decisamente pochissimi scambi, c'era pochissima presenza, naturalmente questo è lo specchio di quella che poi è la situazione del dettaglio alimentare sparso in tutta la nostra provincia di Udine, perché buona parte dei soci, dei negozianti, specialmente quelli naturalmente che vendono ortofrutta, si approvvigionano presso il mercato ortofrutticolo di Udine e, come ripeto, stamattina era decisamente una situazione piuttosto negativa e sicuramente non brillante come ci aspettavamo e come speravamo tutti poi. Ecco, ma qual è l'umore anche delle persone che arrivano in negozio? Ma l'umore è sicuramente un umore di incertezza in generale per quella che è naturalmente l'evoluzione negativa anche di questi giorni della pandemia, che naturalmente anche sconsiglia quelle che sono le aggregazioni, e quindi c'è stato un calo deciso anche di richieste di ordini da parte della ristorazione, che solitamente anche loro nel periodo di fine anno programmano i cenoni, quindi tutta una serie di eventi che comportano dei consumi e nel nostro caso anche delle vendite all'ingrosso, che assolutamente non ci sono state, anche in questo caso veramente sicuramente meno del 50% rispetto a quello che c'è stato lo scorso anno. Nello stesso tempo probabilmente anche il fatto di sconsigliare l'aggregazione a livello domiciliare, a livello domestico, comporta anche dei consumi che sono inevitabilmente poco positivi e poco interessanti dal punto di vista volumetrico, quindi male, quest'anno un Capodanno che sta andando veramente male. Lei ha sensazione anche per altri settori al di là appunto dell'alimentazione? Beh sì, c'è una crisi in generale perché il consumatore è spaventato da quelli che sono anche le prospettive di costi fissi, costi che non sono legati naturalmente ai prodotti che hanno un consumo molto veloce, mi riferisco naturalmente ai costi energetici, per cui insomma tutti quanti vedono che ci saranno sicuramente delle bollette da pagare, sicuramente ci saranno dei carburanti da pagare a caro prezzo, perché la prospettiva già nell'immediato è riscontrabile, ma la prospettiva a breve e lungo termine sicuramente non è in miglioramento, per cui ci saranno dei peggioramenti. Questa cosa genera una paura da parte dei consumatori che si riflette in generale su tutti quelli che sono i consumi, per cui anche sicuramente nel nostro settore, che è quello dell'agroalimentare. Senta, io ricordo che nel periodo del lockdown i dettaglianti, cioè praticamente i titolari di piccoli negozi, avevano in un certo qual modo ripreso e c'erano anche state delle nuove aperture proprio per garantire il servizio alle persone che dovevano rimanere a casa. Adesso tutte queste attività sono nuovamente messe in discussione? Ma diciamo che ci sono molte realtà che sono nate nel 2020 proprio in occasione del lockdown, quando la gente era costretta a consumare nel proprio territorio, quindi non parlo tanto di quelli che sono gli esercizi commerciali che insistono sul territorio cittadino, quanto su quelli che magari sono in zone meno servite della provincia. No, diciamo che una buona parte sono rimasti tuttora attivi, c'è ancora un'onda lunga positiva per quanto riguarda i consumi nei negozi tradizionali, ovvero quello che è stata una necessità e un obbligo in alcuni periodi del 2020 sono andati comunque a protrarsi anche con quello che è stato probabilmente anche un piacere di comprare nel negozio tradizionale, che tuttora è rimasto. Abbiamo lavorato un 2021 sicuramente meglio di quello che è stato il 2019, non propriamente in linea con il 2020, perché come dico il 2020 è stato un momento un po' particolare.
però la positività, la voglia di acquistare, la voglia magari di avere un contatto con le persone che c'è stato in occasione del 2020 continua ad esserci stato anche quest'anno e c'è sicuramente anche fino a questo momento. Bene, ringraziamo Andrea Freschi, che ricordiamo essere presidente della FIDA Confcommercio di Udine. A voi la linea. Sono molto positivi i dati dell'Interporto di Pordenone per il 2021, che chiude con un fatturato di 183 milioni di euro e ora nasce il progetto di espansione a Cusano di Zoppola in un'area dismessa dal 2014. Vediamo. Tempo di bilanci per Interporto, un 2021 incoraggiante, raggiante, avete fatto veramente tante cose, state guardando al futuro. Che futuro ovviamente che vede? Ci sono dei mercati importanti da conquistare. Come ho detto prima in conferenza stampa, Interporto di Pordenone non guarda soltanto a dei numeri o delle performance, guarda quello che ci dice il futuro. Il futuro ci dice che la logistica avrà un ruolo sempre più determinante, sempre più pregnante, sempre più incisivo per quello che è la produzione industriale. Non ci sarà più produzione industriale se non ci sarà un centro di servizi di eccellenza, ma soprattutto un centro di servizi che fa raggiungere in tempi sicuri e in costi naturalmente altrettanto certi quello che sarà naturalmente il futuro dello sviluppo commerciale che quest'area è in grado di portare avanti. Come ho detto ai colleghi, oggi noi siamo in un bacino dove si sviluppa 33 miliardi di esportazioni, di cui Interporto sicuramente oggi ne gode una larga parte e potrà goderne di più nel momento in cui avremo completato le opere che abbiamo programmato per realizzare la stazione elementare, che significa diventare stazione passante veramente merci, una delle 3-4 in Italia, non ce ne sono di più in ambito diciamo privato, come possiamo definirci. Questo ci permetterà di fluidificare ancora di più per raggiungere i 100.000 TEU all'anno, i 100 treni alla settimana, per poi puntare dritti a quello che è l'obiettivo di questo Interporto, di arrivare alle 180.000 unità di carico, che vuol dire 180.000 camion tolti completamente dalla strada. C'è un'area che fa particolarmente gola a cavallo tra San Vito e Zoppola, quella dell'Ideal Standard. Come si potrebbe ottenerla e soprattutto che ruolo strategico potreste avere in tutto questo contesto? Allora, noi come Interporto, come ho già replicato, ha saturato tutte le sue aree. Noi oggi naturalmente siamo convinti che l'intermodalità trascinerà in chiave logistica l'intero sito pordenonese, l'intera provincia. Uno di questi è sicuramente l'asse che sta sulla strada Pontebana e sulla ferrovia Pontebana, che da Pordenone collega San Vito al Ponte della Delizia. In mezzo ci sta l'ex Ideal Standard, un sito che nel 2014 è stato dismesso e che rappresentava un bacino occupazionale di notevole portata. Ora, visto che non c'è la possibilità di consumare altro suolo e visto che questo si trova in una posizione strategica, portarlo in chiave logistica in un bacino industriale come quello che ho descritto sicuramente è una cosa sana e buona e giusta. Tutto questo è realizzabile come? Attraverso investimenti che sicuramente dobbiamo attrarre dall'esterno. Interporto, qualora le venisse data la forza, potrebbe competere. Naturalmente oggi noi stiamo solamente dando una mano, cercando di portare tutta l'attenzione possibile perché il mondo industriale e il mondo logistico dialogano attraverso proprio questo sito. Affonda le radici nella storia vera delle incursioni degli Uscocchi, i pirati neri che rapivano i bambini e donne da Grado, la tradizionale rievocazione dell'arrivo delle streghe Varvuole nel porto Madracchio dell'Isola del Sole. Ce la racconta uno storico vogatore di Grado, Voga, l'associazione che promuove l'evento il 5 gennaio, Covid permettendo. Le Varvuole nascono da una leggenda, probabilmente derivata da quando gli Uscocchi facevano le razzie lungo la costa e questi pirati
portavano, come può dire, portavano via ragazzini e donne giovani possibilmente. Quindi questi pirati erano neri perché venivano da Cipro, dalla Turchia, quindi erano di carnagione scura, avevano mantelli scuri, li hanno associati a queste streghe. Questa leggenda dice che la vigilia dell'Epifania, il giorno 5, arrivavano dal mare queste varvuole su barche di vetro e avevano le gambe de Morello, dice la poesia di Biagio Marin, i denti di gesso e i capelli di fil de ferro, quindi erano orribili e bisognava ungere le clucche delle porte, che sarebbero le maniglie, con l'aglio, perché l'aglio teneva lontano queste streghe e prediligevano i bambini cattivi. Quindi quando i bambini, parliamo di un secolo fa, bisognava farli star buoni e raccontavano delle varvuole che venivano e che rapivano questi bambini. Oggi questa rievocazione si fa, le varvuole arrivano su delle battelle e a Grado, sul porto di Grado, ci sono le casonere, cioè le mamme che abitavano nei casoni allora, e sarebbero i buoni. In sintesi sarebbe la lotta fra il bene delle casonere che difendono i loro figli e le varvuole, che sarebbe il male che vorrebbe portarle via. Vince sempre il bene. Lei è uno dei vogatori storici di questa manifestazione. Storico, diciamo, sono uno dei vogatori, so anche qualcuno che sono più anni di me che voga. Comunque sì, sono parecchi anni che vado facendo parte dell'associazione Grado Voga, che ha preso in mano questa tradizione e si continua a farla. Speriamo quest'anno, speriamo il 2022, Covid permettendo, di ripeterla, e si fa il giorno 5. Ci lasciamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Uno è di Cervignano e l'altro di San Giorgio di Nogaro. Sono Marco Tomasin, di 21 anni, e Giacomo Kojanitz, di 27, che hanno sfidato le temperature glaciali del periodo riuscendo a fare il bagno nei laghi della nostra regione. Con ben meno 9 gradi esterni e 0 gradi della temperatura dell'acqua, grazie a una grande preparazione fisica, i due ragazzi sono riusciti a immergersi per ben 30 volte, l'ultima prima di Natale a Cave del Predil. Vediamo. Sono con Marco Tomasin e Giacomo Kojanitz. Perché? Perché loro ci racconteranno di un'impresa incredibile, vedete siamo all'aperto, loro non sentono il freddo in questo momento e nemmeno nella loro impresa. Perché Marco? Tutto nasce da una tua idea. In 30 giorni voi siete riusciti a immergervi nei laghi più ghiacciati, nell'acqua più fredda della nostra regione. Come nasce questa idea? Ok, questa idea nasce che in pratica io ho un canale YouTube e allora ho detto sto cercando una nuova sfida per il mio canale e mi piacerebbe fare qualcosa col freddo. Allora ho girovagato un po' su internet, su YouTube, e vedevo tanti video di docce fredde, crioterapie che vanno molto di moda attualmente. E ho detto posso renderlo molto più scenico, anche mettendoci dentro la mia regione, i laghi, i fiumi, i mari. E allora ho detto, allora sai cosa? L'altro anno ho fatto 14 bagni ghiacciati in 14 giorni, cioè 2 settimane di fila. Poi il video mi è piaciuto così tanto e anche a chi mi segue è piaciuto tantissimo e ho detto, sapete cosa? Lo rifacciamo facendo un mese di bagni ghiacciati e lo rendiamo più scenico, più assurdo, cioè del tipo siamo andati in posti che veramente non pensavo di riuscire a fare il bagno e quindi l'abbiamo semplicemente alzato il livello rispetto all'altro anno. Da dove siete partiti? Siamo partiti dalla Cava Paradiso, che è una cava naturale o artificiale, non mi ricordo, vicino a San Giorgio di Nogaro, per poi arrivare, non so se posso fare lo spoiler, fino al lago di Cave del Predil il 22 di dicembre.
E questa è stata l'ultima, diciamo, immersione nel ghiaccio, Esatto. dove solo a vedervi io ho freddo e anche tu hai provato questa esperienza perché hai visto lui e hai voluto provarci. Sì, diciamo che da quando lo conosco sono successe tante cose, che per i suoi contenuti si vanno a fare appunto cose folli come questa, e io premetto che una sfida del genere l'avrei fatta anche senza conoscere, perché era una cosa che mi incuriosiva, il fatto di fare una cosa estrema collegata appunto con i bagni freddi, è una cosa che ho sempre pensato di provare. Conoscendo Marco, che aveva in mente questo contenuto, abbiamo detto, beh, casca a fagiolo, dobbiamo provarlo insieme assolutamente, e così è stato. Diciamo che non è da tutti, c'è una preparazione fisica, avete un sistema immunitario pronto per questo tipo di fatica, diciamo? Ok, sicuramente noi dal nostro lato facciamo tanto sport, mangiamo bene anche per la maggior parte delle sere, poi ogni tanto la pizza scappa. Però sì, è stata più una sfida, per dire, sai, chiaramente non fatelo a casa, ci teniamo a chiarirlo, ma ti dicono sempre no, tutto questo freddo può farti stare male di qua e di là, e dall'altra parte su internet vedevo questa gente che casomai docce fredde di qua e di là, e ho detto, vediamo come reagisce il mio corpo. Con tutta questa quantità di freddo che prendo dovrei minimo avere 4 broncopolmoniti, e invece provando il sistema immunitario, il corpo si abitua, perché in realtà il nostro organismo arriva da migliaia di anni di sviluppo in cui non abbiamo mai avuto i vestiti, le coperte per coprirci, veniamo dal cacciare, dal rimanere al freddo per tante ore, tutto il giorno e la notte. Allora ho detto, vediamo come risponde il corpo, e ha risposto molto bene. Parlando di preparazione, posso dirti che non è una cosa che possono fare tutti, o meglio, se vuoi cominciare a farla devi prendere un attimino in considerazione alcuni elementi, quindi devi fare un vero e proprio allenamento, sia mentale che fisico. E tu, insomma, tra l'altro sei una vecchia conoscenza di Telefriuli, perché hai partecipato al nostro talent, sei arrivato secondo portando il calisthenics, proprio qui a Telefriuli, quindi sai quanto è importante la forma fisica per raggiungere questo tipo di obiettivi. Certamente, premessa, mi sono stradivertito quando sono venuto qua in sede da voi, è stata una bellissima esperienza, e il corpo è fondamentale su questi tipi di sfide qua, e nella vita in generale comunque, se sei allenato riesci a affrontare meglio le sfide dure come questa. E tra l'altro c'è un obiettivo, raggiungere quota quanti like per? Ok, l'obiettivo è di raggiungere i 60.000 mi piace, e onestamente, conoscendo chi mi conosce, so che ce la possiamo fare, siamo molto vicini all'obiettivo, e li ringrazio nel dubbio, perché a 60.000 like devo ancora capire esattamente il luogo, ma è tra il confine della Repubblica Ceca e la Polonia, a trovare Wim Hof, chiamato anche l'uomo di ghiaccio, per provare il suo metodo. Infatti chi è Wim Hof è una persona che ha sempre avuto a che fare col freddo, e attualmente sta promuovendo il suo metodo basato sul freddo, la respirazione e la meditazione. Infatti lui dice che con queste 3 componenti nella tua vita puoi migliorarla, puoi essere più forte e tutto, e quindi a 60.000 like appunto andremo dall'uomo di ghiaccio a provare il suo metodo. Quindi chiamateci quando andrete, perché anche così tu sei invitata. No, io non so se sono pronta a questo, ma sicuramente vi seguiremo. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. A disponibilità. Si stima siano almeno 44 le opere realizzate tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia dal maestro Giampaolo Tanner. Tra le chiese affrescate da questo pittore di origini bavaresi e provenienti da una famiglia di intagliatori c'è quella di San Nicolò nel Borgo Vecchio di Primulacco a Pavoletto. La decorò nel 1544. Vediamo. Siamo nel 1500, a metà del 1500, quando viene affrescata questa piccola chiesetta, precisamente dal Tanner nel 1544. Dobbiamo considerare che all'epoca il Tanner ha 69 anni, quindi è una opera della sua maturità. Il Tanner proviene da una famiglia probabilmente o bavarese o di origine tedesca. I genitori erano degli intagliatori, probabilmente con l'arte degli altari lignei, eccetera. Lui invece si dedica alla pittura. Chi si è dedicato a fare una conta di quello che sono i suoi dipinti fra la zona e la vicina Slovenia, arriva a fare un numero di 44 dipinti.
Qui adopera due tecniche, uno è quello del cartone con lo spolvero e l'altro è quello della sinopia. Interessante vedere questi dipinti e leggere i dipinti. Nella parete di fondo dell'abside siamo in una forma iconografica abbastanza tradizionale come pittura, ma ricca di significati. Basti pensare ad esempio alla figura della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che era chiusa in una mandorla di luce. La mandorla appunto come seme, come origine della vita. La luce invece è la luce di Cristo che nasce. Difatti la chiesetta, come tutte le grandi basiliche del tempo, hanno un orientamento ben preciso, ovest-est. Il fedele che entra in chiesa va verso la luce, verso est, verso il sorgere del sole. Quando riesce, ovviamente porta la luce di Cristo con sé. Poi c'è la parte degli apostoli, gli apparti degli apostoli che sono abbastanza statici, ma bisogna andare a cercare i simboli che loro rappresentano. C'è un Sant'Andrea parziale, c'è un San Giovanni e altri santi che troviamo con la loro simbologia, ma la vera bellezza, la vera magnificenza di questa chiesa sta nel soffitto e nel lato sinistro entrando. Il soffitto che è composto da 4 antropomorfi, cioè i 4 evangelisti, e 4 dottori della Chiesa, i primi 4 dottori della Chiesa, per dirne Gregorio Magno, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, eccetera. La raffigurazione è una rappresentazione magnifica di quello che è la vita di Gesù dal momento dell'ingresso trionfale in Gerusalemme fino alla sua morte e risurrezione. È un percorso. Troviamo un vecchio dipinto. Il vecchio dipinto abbiamo soltanto una parte della flagellazione, ma i personaggi sono dei saraceni, sono dei turchi. Quindi è probabilmente che questo sia stato fatto a metà del 1400, quando il Friuli a metà 1400 al 1500 ha subito l'invasione dei turchi. Dall'altra parte, la parte destra, che purtroppo non è ben conservata, anzi una parte è veramente distrutta, abbiamo un qualcosa che doveva rappresentare la vita di San Nicolò. Ed è un'immagine, un particolare in cui un monaco ortodosso sta distruggendo un'icona. Sappiamo che gli ortodossi in vari periodi hanno fatto la lotta iconoclasta, cioè non credendo che si potesse rappresentare nessuna figura, perché loro si basano sulla tradizione, come gli ebrei, che non si può rappresentare, non farai, dice il Vecchio Testamento, non farai immagine di me. Quindi c'è anche questo, poi si ricava da una parte quello che è una croce stilizzata in forma sinopia, che vuol dire che la Chiesa è stata benedetta. A voi la linea termina qui, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio.